Siamo all'ultimo incontro e all'ultima relazione da dove veniamo, dove stiamo andando. Nicola Cisternino, senza musica la vita sarebbe un errore. A te. Bene, allora, una riflessione sulla musica che, dato il tempo e accogliendo la provocazione sempre di Michele, era per riflettere su alcuni processi più che del paradigma, quindi può essere anche un po' di carattere didascalico, però credo che fosse utile, a me è servito per questo, per fare un po' il focus, quindi non solo dal 50, perché naturalmente da dove veniamo, anche qua se parliamo del 50 storicamente veniamo da qualche parte, e poi l'intervento, anzi avevo chiesto proprio a Michele di farlo, diciamo, assieme il rapporto col teatro è anche un qualche cosa che si unisce strettamente anche a quello che accade con la musica, perché naturalmente quando si parla delle arti, oggi più che mai naturalmente sono perfettamente, come dire, l'una è dentro l'altra, e la musica probabilmente appunto in questa espressione di Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore, che è nel gioco dell'errare e quindi della ricerca, ecco, quindi del viandante. Allora questa immagine iconica, vedete, straordinaria, del famoso viandante di Caspar, molto significativa oggi forse più di ieri, che è interessante soprattutto per la prospettiva, perché il nostro occhio in realtà sta alle sue spalle, lo stiamo guardando davanti a noi, quindi stranamente stiamo guardando un passato, qualcosa che è passato che però sta davanti a noi. E quindi questa condizione un po' di disorientamento che è molto della complessità contemporanea. Però anche qui, quindi allora diciamo che questi materiali che proietto, un po' come, tra virgolette, diciamo, una riflessione comune che ho condensato, ci possono un po' illuminare, un po' come dei fari. Per esempio c'è questa espressione straordinaria di Paul Varély: come l'acqua, il gas e la corrente elettrica da lontano, un movimento quasi impercettibile della mano, giungono nelle nostre abitazioni per rifornirci, così saremo approvvigionati di immagini e di sequenze di suoni che si manifesteranno a un piccolo gesto, quasi un cenno, e poi subito ci lasceranno. Questa è una riflessione sulle arti del 1934, cioè l'approvvigionamento attraverso una fornitura, come la fornitura elettrica, come la fornitura dell'acqua. Quindi allora anche una riflessione sui nostri ultimi 50, 60, 70 anni, è una riflessione sul nostro secolo. Allora c'è un discorso di consapevolezza, a maggior ragione se parliamo di suono, perché il suono in realtà non è altro che una manifestazione del suono, è un fenomeno sonoro, ma in realtà non esiste in quanto esperienza, l'esperienza del suono, l'esperienza della musica. Esiste la partitura naturalmente, esistono i musicisti che la eseguono, ma questa è la materia, diciamo, questi sono gli ingredienti. In realtà la musica ci pone il problema, appunto, passando per esempio all'immagine successiva, se la musica si sente o si ascolta. E quindi un discorso di consapevolezza che è quella legata all'esperienza della musica. E tenendo conto comunque che il nostro secolo, intanto lo sappiamo bene, ci viviamo ovviamente, ma noi siamo all'interno di una rivoluzione elettrica, cioè la quarta rivoluzione industriale, qualcuno dice la terza rivoluzione industriale, la prima rivoluzione informatica e la rivoluzione elettrica. La rivoluzione elettrica significa sostanzialmente che un segnale, una fornitura appunto di corrente elettrica ha in qualche modo accordato tutte le nostre attività umane, da quelle più quotidiane, dai cicli di lavoro, al fatto che, come sapete, i cicli di lavoro si sono trasformati grazie all'elettricità in cicli di 48 ore, quindi tutti i sistemi di produzione. E la musica, stranamente, non tanto stranamente, è forse quella esperienza dell'essere umano che più ha a che fare con le attività umane direttamente. E allora in questo caso noi ci troviamo sempre di fronte a una serie di lapsus, per cui per noi è naturale dire vado a vedere un concerto anziché andare ad ascoltare un concerto. E laddove il discorso dell'ascoltare per noi molto spesso è un sentire,
Quindi allora c'è un problema di sensibilità, cioè legata ai nostri sensi. I nostri sensi, che sono degli strumenti straordinari di cui noi esseri umani, creatura, animali appunto, siamo dotati, con determinati livelli di consapevolezza. Per cui un conto è udire, avere la capacità, e quindi stiamo parlando dello strumento aurale, cioè dell'orecchio, che è lo strumento principe della musica. Perché attenzione, un conto sono gli utensili o gli utensili della musica, che sono gli strumenti. Un conto è lo strumento della musica, che è l'orecchio, che è l'ascolto. E quindi l'orecchio naturalmente ode, se noi abbiamo una capacità percettiva di poter captare dei segnali, diciamo, elettromeccanici che si muovono nell'aria, l'aria che si muove noi la percepiamo come fatto uditivo, quindi come fatto percettivo sentiamo qualche cosa, per questo termine lo coniughiamo in tanti termini, non è legato soltanto all'orecchio, ma sentire è la capacità di percepire, ascoltare evidentemente è una capacità di comprendere, cioè di prendere insieme, cioè di trattenere, di farne esperienza. Quindi noi sentiamo tutto, ma in realtà ascoltiamo solo ciò che ci nutre, che diventa per noi l'esperienza, ed è quello che noi tratteniamo. Cioè è quella che noi, tra virgolette, possiamo anche coniugare col concetto di apprendere, prendere, teniamo la presa. E quindi ecco perché siamo esseri umani, perché siamo figli della mano. E i suoni anche si prendono, cioè si apprendono attraverso l'orecchio. E l'orecchio è una caratteristica straordinaria che è legata proprio alla nostra conformazione, cioè, e qui diciamo differenziandosi dal fenomeno visivo, dall'occhio, dallo strumento dell'occhio che ha un campo visivo frontale, noi per vedere o appunto osservare, guardare, abbiamo bisogno di girare lo sguardo, perché prendiamo un angolo visivo, cioè 120-140 gradi, poi proprio, ecco perché abbiamo il collo, giriamo la testa per inquadrare, mentre l'orecchio non abbiamo bisogno di girarlo, perché l'abbiamo a 180 gradi. Infatti noi ascoltiamo ciò che avviene dietro di noi. Quindi quel viandante che noi vediamo in quella posizione, che è interessante il viandante dal punto di fatto dell'immagine pittorica, ma è interessante, noi dove siamo? Siamo alle sue spalle, cioè lui ci può ascoltare, perché noi con l'orecchio possiamo ascoltare ciò che c'è dietro di noi. Quindi innanzitutto una riflessione sui sensi, cioè su ciò che ci rende sensibili. Per ciò che ci rende sensibili poi sensibile in quanto fenomeni legati a degli strumenti di captamento che noi abbiamo, che quindi poi è quello tattile, quello olfattivo, appunto è quello del gusto, eccetera. In realtà questi sensi sono espansi, cioè ci permettono di arrivare dalla sensibilità, dall'universo dei sensi, ci permettono di arrivare per esempio alle emozioni. E allora il suono, la musica, come tutte le esperienze creative, ma il suono proprio perché entra attraverso l'orecchio, in quanto esperienza orale, è in connessione diretta con le nostre emozioni, perché l'orecchio è l'unica cosa l'unico dei nostri strumenti che non possiamo mai chiudere. Tutti gli altri li possiamo chiudere, abbiamo le palpebre per chiudere gli occhi, possiamo tapparci le orecchie, possiamo evitare di toccare qualcosa. L'orecchio è sempre connesso. Qui può tornare utile sempre un'esperienza molto importante che cito perché è molto significativa, e ci viene dall'esperienza del libro tibetano dei morti, un testo molto importante dal punto di vista storico, antropologico, culturale, ma è soprattutto importante perché è il testo che nella tradizione tibetana, nella cosmogonia tibetana, viene letta dal lama nell'orecchio del defunto, perché in realtà il corpo, quando è staccato, si sta staccando da questa dimensione, in realtà è ancora attivo, e quindi il lama non fa altro che leggere questo libricino per 3 o 4 ore, perché sono degli stati di luce, nell'orecchio del defunto, perché noi oltre abbiamo la morte, lo distacco cardiaco, diciamo chiamata la morte cardiaca, poi abbiamo la morte cerebrale e quindi viene considerata la morte, cioè il corpo non c'è più. In realtà no, c'è ancora l'orecchio che è pieno, ha bisogno di svuotarsi, e infatti dopo alcune ore il nostro corpo, in realtà noi sotto l'orecchio, sul cuscino del defunto, del corpo che è morto, noi troviamo delle goccioline
sono delle goccioline liquide che fanno parte proprio dell'orecchio interno, della coclea. Nella coclea, che dovete sapere è lo strumento principale che abbiamo nella nostra vita, perché è quello dell'orientamento, cioè quello che ci fa mangiare, quello che ci fa camminare, e quindi il famoso labirinto, nella coclea, nell'orecchio interno, ci sono delle cellule ciliari che hanno la funzione, sono dei neurotrasmettitori, praticamente trasmettono il segnale da meccanico al cervello, però per potersi muovere queste cellule, sono come delle piccole alghe, sono dei peli, dei peletti, per muoversi hanno bisogno di stare in ambiente liquido. Infatti molti fenomeni legati alla labirintite sono legati all'orecchio che è secco, che si prosciuga. Quindi questo ambiente liquido è creato, sono create da quelle goccioline che l'orecchio, diciamo nel terzo stadio del distacco, della morte, cioè fa lo svuotamento dell'orecchio. Da dove vengono queste goccioline? Queste goccioline vengono, pensate, è dal liquido placentale, praticamente è liquido amniotico. Noi per tutta la nostra vita sostanzialmente ci teniamo in vita attraverso lo strumento del labirinto, attraverso proprio delle goccioline di liquido amniotico. Quindi ci portiamo la madre, ce la portiamo sempre dentro. Questo diventa estremamente importante per il fatto di capire a che livello di profondità lavora l'ascolto e quindi anche la musica. Quindi ecco il discorso della sensibilità, per cui questa espressione che l'occhio si proietta verso l'esterno e l'orecchio conduce all'interno è questo tipo di, chiamiamolo, di procedura che noi utilizziamo perché abbiamo questo gioco continuo di aprirci verso l'esterno, poter catturare le cose, però poi le dobbiamo portare dentro. L'orecchio ha una 24 ore su 24, noi siamo sempre connessi, infatti tra virgolette, può essere possibile dormire in un ambiente anche illuminato, tra virgolette, non è possibile dormire se ci sono dei rumori sul fondo, cioè l'orecchio è sempre vigile, quindi noi siamo sempre svegli per tutta la nostra vita. Questo dà centralità a questi studi, per esempio, di questo straordinario studioso che io per 23 anni in accademia ho fatto fermare i miei studenti su Tomatis, un otolinone ingoiato, l'orecchio e la vita. Tutto ciò che dovreste sapere sul dito per sopravvivere, cioè per vivere sopra. Ecco, allora, fatte queste, questo inquadramento, no? Per cui da dove arrivano i suoni, dove vanno i suoni, come funzioniamo noi rispetto ai suoni e quindi alla musica, perché la musica è fatta dai suoni soprattutto, abbiamo un problema appunto di collocazione storica. Noi consapevolmente, ormai non lo siamo più consapevoli perché siamo ormai arrivati a livelli straordinari, però appunto siamo all'interno di questa rivoluzione elettrica dall'inizio del secolo, per cui questo secolo è così veloce anche negli avvenimenti perché appunto è figlio della rivoluzione elettrica, ma quello che è importante in questo diventa straordinario, illuminante per questi ultimi anni, ma per la nostra contemporaneità, è proprio questo problema che si pone con la possibilità di riprodurre, non solo più di produrre dei segnali, per cui si potevano produrre suoni, generare suoni attraverso degli strumenti meccanici, il violino, tutti gli strumenti che abbiamo, le macchine straordinarie che l'uomo ha inventato, che in tutte le culture, eccetera, eccetera. Ma è nata, con la rivoluzione elettrica, è nata l'epoca della riproduzione, non solo della produzione. Questo fatto di poter riprodurre, in realtà, come dire, naturalmente vale per tutto, vale per le immagini, sapete il discorso tra la pittura, la fotografia, l'avvento del cinema. Per la musica naturalmente è qualcosa di incredibile, perché significa affermare qualcosa che in realtà sta solo nell'aria. E questo pone una questione fondamentale, cioè noi abbiamo per riprodurre qualcosa bisogna che sia prodotto qualcosa, c'è il problema dell'originale, cioè tra l'originale e la copia. E quindi c'è il problema dell'invenzione, della creazione, cioè se noi non abbiamo qualcosa di originale noi non ne possiamo riprodurre. Certo, adesso creiamo, tra virgolette, cosiddetta intelligenza, mai il nome è stato così improprio, intelligenza diciamo digitale, che è generativa, però è generativa perché viene alimentata naturalmente, perché è stata alimentata perché utilizza. Quindi il nostro sistema, creativo, in qualche modo si avvale naturalmente, serve la possibilità di poter riprodurre.
Ma c'è una questione fondamentale, appunto. Se noi parliamo nell'ambito di linguaggi, questo ha rivoluzionato enormemente la musica, per cui noi passiamo dal fatto che alla fine 1889 Claude Debussy, un grande compositore francese, cioè diciamo il padre della musica moderna, va all'Esposizione Universale di Parigi quando c'è la famosa Tour Eiffel, la grande esposizione del centenario della rivoluzione, 1889, 100 anni della rivoluzione francese, e va a vedere l'esposizione, quindi quando viene creata la Tour Eiffel, questa esposizione c'è il padiglione dell'Oriente, che allora sapete siamo nell'epoca dell'esodio, lui ascolta il gamelan, questa orchestra balinese, e dice ma la nostra musica è una musica da circo, la definisce così la nostra musica, ascoltando questi suoni che sono suoni che soprattutto sono dei colori, e Debussy è colui che emancipa il concetto di suono, naturalmente è stato fatto anche prima in maniera più o meno consapevole, però Debussy diventa quello che comincia a vedere, tra virgolette, per esempio la tastiera di pianoforte oppure la tessitura orchestrale come se fosse una tastiera cromatica, come se fosse una tastiera di colore, e quindi emancipa il concetto di colore, ma da lì poi sapete c'è consonanza, dissonanza, per cui abbiamo l'emancipazione della dissonanza di Schoenberg, la cosiddetta dodecafonia, eccetera eccetera, abbiamo l'emancipazione del rumore, no? Russolo con i futuristi intorno al rumore, ma soprattutto un grande compositore franco-americano, cioè Edgar Varese, che introduce prima delle sirene, ma poi introduce proprio con l'orchestra il concetto di rumore, quindi il rumore viene emancipato, eccetera. Tutto questo però, questo appartiene al linguaggio della musica, quindi nella musica avvengono tutta una serie di trasformazioni, così come per esempio poi arriverà John Cage col silenzio, no? Cioè tutto ciò che in qualche modo era tenuto fuori dalla musica, noi consideriamo appunto un po' sull'idea sempre di guardare, avere questa, come dire, questa dominanza dell'occhio, no? Per cui ci sono stati tutti quanti i fenomeni nell'ambito della pittura, della visione. In realtà nella musica sono avvenute delle trasformazioni ancora più profonde, perché mentre l'occhio può chiudere le palpebre e può girare pagina, per cui noi passiamo dall'espressionismo, dal simbolismo all'espressionismo, poi al cubismo, tutti quanti diciamo questi vari stili, giriamo pagina, è come se iniziasse un nuovo stile, parliamo di... In realtà quello che accade nella musica è molto più profondo, proprio perché è legato è molto più elaborato, nel senso che ci mette molto, sembra che in musica non accada niente storicamente alle volte per 10, 20, 30 anni, cioè per un secolo si fa musica sempre la stessa maniera, ma in realtà cambia la sensibilità rispetto alla musica, quindi anche l'evoluzione del linguaggio, che però in questo caso queste cose diciamo appartengono molto ai musicisti, molto a chi è che si dedica alla musica, ma l'esperienza della musica va molto oltre quelli che fanno musica, è un'esperienza umana. E allora quel problema della riproduzione, capite, dell'epoca della riproduzione, fa in modo che tutto ciò che si produce, tutta la musica che si produce in realtà può essere riprodotta, e quindi sapete, no? Prima i nastri di cera, poi il disco, e il disco in vario modo, poi dal disco, dal vinile si è passato al CD, dati, eccetera eccetera, cioè riprodurre la musica. Però in realtà, se noi ci pensiamo bene, noi non ascoltiamo la musica, noi ascoltiamo la riproduzione della musica. Ecco perché quella domanda, ma la musica si sente o si ascolta? Allora, se ci muoviamo in questo ambito, cioè noi siamo, le nostre generazioni, i nostri anni, sono coloro che sostanzialmente in realtà ascoltano musica nel momento in cui l'ascoltano dal vivo, nel momento in cui si va a teatro, che si fa sempre meno, nel momento in cui si va a un concerto, cioè in cui si ha un rapporto con... o addirittura lo si pratica, ecco perché l'importanza di fare musica, non solo ascoltare la musica, farla direttamente, perché è un'altra esperienza rispetto al fatto di doverla ascoltare, perché in realtà già Walter Benjamin, appunto, che scrive questo testo fondamentale, oggi più che mai, perché si pensa che sia un testo storico, l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, che non riguarda solo l'arte visiva, riguarda anche la musica, anche il disco, e diventa fondamentale perché in realtà ci fa capire che noi ciò che possiamo riprodurre di un fenomeno della musica, allora noi diciamo, ma allora noi cosa ascoltiamo se non ascoltiamo la musica? Ascoltiamo sì la riproduzione della musica.
E qua mi viene, ecco perché il discorso con Lucia, cioè è molto interessante perché Benjamin introduce già il concetto di maschera, cioè noi ascoltiamo la maschera della musica, perché se ci pensiamo bene, noi la maschera possiamo riprodurre, e qui capite il legame col teatro, è straordinario. Cioè, quindi in realtà se noi ci pensiamo bene, tutto ciò che sta intorno a noi, che noi chiamiamo musica, che a questo punto, cioè naturalmente con tutti questi linguaggi, con la riproduzione, per esempio una prima delle cose che ha fatto la riproduzione è quella di aver creato un mercato che non esisteva. A cominciare per esempio anche della musica chiamata di cultura, della musicale. Sapete che non esisteva la musicologia fino alla seconda metà dell'Ottocento? Cioè non c'era bisogno di parlare sulla musica, riflettere sulla musica che si ascoltava solo dal vivo, perché quindi la nostra condizione è molto diversa da un secolo fa. Prima per ascoltare la musica bisognava avere l'occasione di ascoltare la musica, ascoltare solo dal vivo, cioè solo l'originale. Ecco perché diventa estremamente interessante prendere consapevolezza di questo, altrimenti il disorientamento che noi viviamo oggi più che mai, e anche rispetto alle nuove tecnologie, è perché ci sfugge questo concetto che già Benjamin ha introdotto, il concetto della maschera. È la maschera che si può riprodurre. Ok? Quando parliamo di maschera però significa che stiamo parlando di specchio, cioè qualcosa che si specchia intorno e noi in qualche modo ci specchiamo continuamente. E quindi la vertigine, oggi più che mai, in cui ci sono tanti generi musicali, abbiamo soprattutto 24 ore su 24 un accumulo, un afflusso continuo di... L'orecchio non lo possiamo chiudere, perché se andiamo a mangiare una pizza, andiamo a un ristorante, il ristorante si sente la musica, o comunque adesso c'è tutto il discorso del video, cioè noi abbiamo questa sorta di mondo intorno a noi che può apparire come una condizione, se la pensiamo come maschera in realtà può apparire come una continua vertigine. E quindi il concetto di maschera, vedete, è molto importante per riflessioni successive, perché non è solo il fatto del mascheramento, dovete sapere che la maschera è un oggetto fondamentale proprio perché ci porta a occuparci non solo di quello che è all'esterno, ma soprattutto quello che è all'esterno, perché soprattutto Jung ha condotto l'esperienza della maschera a quella che è la persona, perché dovete sapere che la parola maschera, il termine maschera significa persona, ma è stato Jung che lo ha nel suo processo di individuazione, quindi parlando dell'inconscio, quindi sia dell'inconscio individuale che diventa collettivo, ma perché è andato a riprendere un'esperienza. Il termine viene dall'antico etrusco. Gli etruschi avevano nel teatro, facevano teatro con un tipo particolare di maschera. Era una maschera che, oltre a deformare il volto, a cambiare il volto, soprattutto aveva un tubo. Era una maschera che serviva anche a suonare, per suonare. Ecco da dove viene il termine persona. E quindi il concetto di mascheramento, quindi il concetto di trasformazione nel caso del teatro, non viene soltanto attraverso l'espressione facciale, il volto della maschera, ma è una maschera che serve a modificare la voce. Capite che le implicazioni sono straordinarie. Per esempio, oggi una delle più grosse difficoltà per quanto riguarda le nuove tecnologie è proprio la riproduzione vocale. Ognuno di noi, come un'impronta digitale, ha la sua voce, che poi, portandolo sul piano più del nostro dentro, perché l'orecchio parla un fuori che è sempre in relazione con dentro, porta proprio al fatto che sostanzialmente quella voce è anche la nostra vocazione, come direbbe oggi un grande Hillman soprattutto, per quanto riguarda l'azione della voce, che ci parla continuamente. Quindi è vero che noi ascoltiamo ciò che sta fuori di noi, però è anche vero che noi ascoltiamo ciò che è dentro di noi, e probabilmente la musica è questo passaggio, cioè questa dimensione in cui ciò che sta fuori quando entra dentro risuona dentro di noi. Quindi anche l'autoascolto è la forma di musica, perché è l'esperienza della musica, perché appunto anche se andiamo alla Fenice, andiamo a sentire un concerto, andiamo ad ascoltare un concerto, quello che ci portiamo dentro, ci portiamo niente, ci portiamo il libretto di sala, le notizie, la storia, il compositore, la tecnica,
ma quello che tratteniamo, quello che apprendiamo, che tratteniamo, è questa risonanza che è dentro di noi. Ci basta poi ascoltare un minimo, dici ma la riconosco. Questo per esempio è un meccanismo estremamente presente per esempio nell'ambito della musica, chiamiamola di consumo, della musica non si può definire leggera. Le canzoni hanno questo potere. In 3 minuti non solo ti raccontano una storia, ti fanno una fotografia, ma ti fanno risuonare con le emozioni che ti hanno inchiodato a quella struttura melodica, a quella struttura armonica, cioè a quel tipo di esperienza, l'esperienza della musica. Questo noi in termini culturali, noi siamo ingrippati su questa storia, pensiamo perché veniamo dal fatto sempre, vabbè lasciamo stare il discorso dell'Italia, c'è un po' tutto il nostro, siamo eurocentrici, no? L'esperienza della musica è sempre un fatto culturale, se non è di salotto è sempre, c'è musica alta, musica bassa, poi chi ne sa, io non capisco niente di musica, ma in realtà l'ascolto, perché non capire niente di musica significa non conoscere la scrittura della musica, non c'entra niente, è come se uno che non sa leggere e scrivere non può captare la poesia, non può ascoltare, quindi capite che siamo estremamente importante capire questo discorso del doppio, dello sdoppiamento, della riproduzione, oggi più che mai, E infatti Benjamin appunto, per me è stata l'occasione appunto per focalizzare un po' su questo, perché Benjamin quando dice benissimo noi potremmo riprodurre, guardate bene, testi costruiti alla metà degli anni 30, per 35, 38, 39, siamo lì, quindi una visione straordinaria già su quello che stava avvenendo. Non è che noi stiamo a interpretare quelle che le tecnologie fanno, no, in realtà le tecnologie esprimono ciò che sorge un po' dal profondo, già che è pronto nella società, ma non è che abbiamo bisogno che ci riempiamo di plastica per stare sul nostro, per capire il disastro che avremmo combinato con l'immissione della plastica nell'ambiente, lo sapevamo già, potevamo saperlo già. E allora in questo caso, nel discorso di Benjamin è estremamente importante qual è la distinzione allora tra ciò che si riproduce e ciò che è l'originale. Lui prende un concetto importantissimo perché porta anche in tante direzioni, parla dell'aura. Cioè tutto ciò che è originale, che è autentico, ha un'aura che nella riproduzione non si può assolutamente riprodurre. Cioè riguarda ciò che in qualche modo è l'esperienza come fenomeno, certo, come fenomeno, perché è un fenomeno meccanico, direttamente io ascolto lo strumento, ma l'impressione, l'energia che passa, e oggi con la fisica quantistica questo è sotto gli occhi di tutti, cioè ecco, visto che c'è qui Anna che si occupa di Steiner, eccetera, perché Steiner non voleva fare delle esperienze con la musica riprodotta? Proprio perché è l'aura che si viene a perdere. Allora, quando noi parliamo per esempio del problema della musica e dell'educazione musicale per i giovani, il nutrimento per i giovani è il fatto di farla la musica, di viverla dal vivo. Per questo è importante la musica a scuola. Non solo perché uno deve imparare uno strumento, imparare 4 note, no, deve fare l'esperienza della musica attraverso la sua aura, e se non lo fa allora non lo fa più, o meglio, è estremamente complicato perché avremo già una personalità, una struttura cerebrale che dopo 20-25 anni è già abbastanza consolidata. Allora, quello che è importante, ciò che infatti Benjamin dice, ciò che viene meno, insomma, può essere riassunto nel concetto di aura, e si può dire che viene meno nell'epoca della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte la sua aura, il processo è sistematico, il suo significato rimanda al di là dell'ambito artistico. E il valore di unicità dell'opera d'arte autentica ha una sua fondazione nel rituale, perché allora questo concetto di aura si colloca in tutto ciò che riguarda quando è qualcosa di originale, sia nella sua ritualità, cioè nella cornice rituale in cui questo viene realizzato, ma anche nella sua tradizione. E quindi il rapporto col tempo, cosa di cui abbiamo un grandissimo timore se ne parliamo solo in termini di, ma è, come dire, il valore nutritivo dell'esperienza. Sarà la mia mania pedagogica a 45 anni di insegnamento, ma come faccio a spiegare questo concetto? Questo concetto per esempio si può spiegare molto semplicemente con i piselli. Allora, se noi abbiamo
la differenza tra i piselli congelati e i piselli freschi. Se io prendo i piselli freschi rispetto ai congelati, perdono su tutti i fronti, perché non sono dolci come quelli congelati. Se noi abbiamo generazioni che hanno solo assaggiato i piselli congelati, non mangeranno mai i piselli freschi, perché non hanno il sapore dei piselli. Quindi questa leggera differenza, però sappiamo che nel momento in cui mangiamo i piselli freschi non sono dolci, però hanno un gusto che, se io faccio risotto qualsiasi cosa, hanno un retrogusto, hanno una memoria, un'autenticità. È un esempio banale, però portato sul piano del gusto, portiamo su tutte le altre cose. Quindi se noi ci nutriamo solo di ciò che è riprodotto e non abbiamo la possibilità di avere l'esperienza con la musica diretta, o ripeto, il fatto di farla, noi sostanzialmente, guardate che la nostra struttura cerebrale manca qualcosa, capite? Perché non mangiare i piselli freschi non significa solo che c'è il gusto che preferisco solo, ma significa che cerebralmente io non ho sviluppato delle aree sensibili di allargamento, di sensibilità del nostro cervello. Quindi è un fatto cognitivo. E la musica, prima di tutto, è questa, è un'esperienza sensibile che ci dà piacere, che ci dà ricordo, ma è un'esperienza cognitiva, cioè qualcosa che ci nutre dentro perché ci fa crescere e ci permette di trasformarci. Il rapporto al tempo dell'ascolto, il rapporto allo spazio, anche la collocazione nello spazio, un orientamento nello spazio. Quindi è un qualcosa che ha molto a che fare col terreno antropologico, nel senso autentico del termine, perché riguarda l'interiorità. Ecco, allora per esempio qui avevo messo un riferimento al nostro caro Jacques Attali, che già negli anni 70, pensate, dopo Benjamin, però il mondo non si guarda, ma da 25 secoli la cultura occidentale cerca di guardare il mondo, non ha capito che il mondo non si guarda, si ode, si ascolta. Cioè se noi vogliamo capire come va il mondo, noi lo possiamo ascoltare. E la nuova rivoluzione telematica, la rivoluzione informatica a cui noi stiamo assistendo, noi la possiamo ascoltare perché è la prima rivoluzione che avviene in silenzio. Diversamente da tutte le altre rivoluzioni invece che sono state sempre fonte di rumore. Però avviene in silenzio, però avviene col calore, avviene con altre cose. Però quindi anche questo discorso di Attali diventa estremamente interessante perché appoggia la possibilità di guardare. Allora vediamo un altro paio di sollecitazioni. Una è a questo punto, allora, se noi abbiamo... Allora, intanto in musica non serve parlare di rivoluzioni, come dobbiamo togliere di mezzo Stravinsky già ha fatto piazza pulita di questo concetto di rivoluzione. In realtà se ci pensiamo bene, anche astronomicamente, rivoluzione che significa? Cioè un corpo che ruota su se stesso e poi torna. Il moto di rivoluzione vuol dire tornare su se stessi, tornare allo stesso punto di prima. Quello che avviene in musica non è mai una rivoluzione, avviene in profondità, è una emancipazione del sistema. Cioè si espande, allora ciò che prima era considerato rumore può diventare anche un suono, può far parte della composizione, ciò che prima era silenzio, discorso, si allarga il linguaggio, ma è un concetto emancipativo, cioè non si butta via niente, si recupera tutto, sta tutto insieme, perché la musica ha questa funzione, non di escludere, ma di includere, proprio perché è legata all'orecchio, cioè la musica si può solo portare dentro. Tutto ciò che sulla musica porta ad escludere, a differenziare, una necessità che è del mondo della riproduzione, cioè dell'industria della musica che deve spezzettare, deve creare i generi, stili, eccetera, per il mercato. In realtà tutto questo ha la funzione solo poi di tenere insieme un sistema che però tende a mettere insieme, a collegare, piuttosto che dividere. Perché? Perché in realtà con quel discorso della maschera la musica lavora sempre sul piano simbolico. Cioè ogni azione, proprio perché, tra virgolette, diciamo, non esiste il fenomeno della musica, ma la musica, come le nostre parole, nel momento in cui abbiamo smesso di dirle, sono suoni, nel momento in cui abbiamo smesso di emettere non ci sono più. Ciò che rimane è l'esperienza, ma nel caso del suono l'elemento simbolico, cioè di unione con simbolo vuol dire unire a qualcos'altro, quindi ecco il concetto di risonanza, cioè un punto che si muove
e si aprono delle vibrazioni, delle onde che ti portano a connettere il tutto, a tenere la connessione. Ecco perché si parla della musica, tra virgolette, come linguaggio universale. Esistono tantissimi tipi di musica, tante scale, tanti modi, tanti strumenti, ogni cultura. Ma attenzione, è il suono, l'esperienza del suono che unisce. Allora, qui abbiamo una cosa straordinaria che è avvenuto in tutto questo processo. Questo sì, dagli anni, fine anni 60, i primi anni 70, un grandissimo compositore e studioso, Murray Schafer, di origine canadese, purtroppo è morto 3 o 4 anni fa, un genio straordinario. È stato lui che ha cominciato a parlare del paesaggio sonoro, cioè di cominciare ad ascoltare, ecco allora sì, non sentire, ma ascoltare tutto ciò che sta intorno a noi come musica, nel senso che è come se fosse una partitura, a cominciare da tutti i suoni naturali. Qui capite che la connessione con l'ecologia profonda è straordinaria, cioè è un'intuizione. Lui ha lavorato, diciamo, su questi primi progetti in Canada come Ancul, per cui sono stati pianificati tutti quanti i suoni, sono stati il soundscape, cose. Adesso paesaggio sonoro, noi venivamo solo dal fatto che il paesaggio si vedeva, si guardava, invece il paesaggio visivo, cioè con l'idea di possiamo ascoltare il mondo come se fosse una grande partitura. Ecco perché allora ci stanno insieme tutti i suoni, stanno insieme tutti i colori, tutti gli strumenti, in cui il paesaggio, la natura, è l'origine. Quindi lui parla delle toniche, fa le differenziazioni, cioè questo è un testo importantissimo, un testo storico che rimane dopo 40 anni, 50 anni, è il testo a fondamento. Questo discorso del paesaggio sonoro diventa estremamente interessante anche nella prospettiva, diciamo, junghiana, ma non solo, anche della fisica contemporanea, perché appunto riprende quell'immagine del grande specchio. Quindi noi possiamo ascoltare tutti i suoni che stanno intorno a noi, a cominciare dai suoni della natura e poi di tutti quanti gli esseri, e non solo comunicare, come faceva San Francesco. San Francesco quando si dice perché parlava con gli uccelli, o gli uccelli parlavano con lui, perché in realtà gli umani, quelli che stavano intorno, sapete, nell'ultima fase, non è per matto, insomma, non parlava più nessuno con lui, ce lo tenevano, quindi lui parlava con gli uccelli tranquillamente. Quindi allora tutti quanti i linguaggi che riguardano la natura, ma tutti questi appartengono a diciamo una grande immagine, un grande specchio. In realtà è un'immagine molto antica, un'elaborazione molto antica, un'elaborazione platonica, è un'elaborazione della grande anima di cui parla Platone, cioè è che Jung riprende. Non è l'anima ad essere dentro di noi, siamo noi che siamo dentro l'anima. Questo rappresenta il suono, l'esperienza del suono. Cioè noi allora, la nostra anima individuale è come un frammento di specchio che riflette uno specchio molto più grande. E il concetto di armonia, anche dei suoni, di consonanza e di dissonanza, però è il fatto che questo specchio frammentato che è la nostra anima individuale, nel momento in cui riesce a riflettersi nell'anima mundi che è attorno a noi, ecco che si crea l'armonia, cioè c'è una proporzione, c'è una relazione. E allora diventiamo molto più grandi, la nostra immagine diventa molto più grande. Questo è il valore universale del suono, proprio perché entra di noi e ci dà la possibilità di risuonare tra il dentro e il fuori. E quindi è anche un'immagine, oltre ad essere un'immagine archetipica del nostro tempo, un'immagine che ci viene da molto lontano. Se volete, Platone poi non è che l'ha inventata del tutto, viene dall'India, è un'immagine indiana, quindi di questa universalità in cui noi ci riflettiamo continuamente. E quindi il grande specchio. E capite che questo ha molto a che fare con la maschera, perché il grande specchio ci può permettere addirittura di poterci svelare, di togliere il velo. Allora, Murray Schafer, che fa questa operazione sul paesaggio sonoro, che adesso è imprescindibile, perché in tutta la musica, sia di consumo, perché noi ascoltiamo giorno per giorno, ma anche nella nostra musica contemporanea di ricerca, eccetera, ormai sono, come dire, è un valore nutritivo straordinario. Tutta la musica si nutre dei suoni che sono della musica che è intorno a noi. E in questo slancio straordinario che in qualche modo speriamo anche di poter riprendere, quindi ecco, per esempio,
il concetto della guerra, della frantumazione, della rottura, cioè quindi del conflitto che si fa rottura e che quindi che si fa aggressione, eccetera. Cosa fa? Nel momento in cui il concetto di distruzione non è solo distruzione, naturalmente, tutto quello che ci vediamo attorno, ma è anche la frammentazione dello specchio, la distruzione dello specchio, di questo grande specchio, e quindi della grande anima. Per fare un riferimento lo possiamo fare. Adesso il problema della Palestina, il problema di Israele, è legato al fatto che tutta questa distruzione non porta solo quell'immagine distruttiva che noi abbiamo, che in realtà adesso è comparabile all'ultima grande immagine distruttiva iconica che avevamo di Hiroshima, perché noi quando dicevamo non si può andare oltre, perché bastava guardare l'immagine dove c'era solo il muro con la cupoletta che era rimasto così, l'immagine di Gaza, allora in realtà si sta rompendo la grande immagine, la grande anima, e probabilmente la grande anima ebraica. Quindi è un'immagine di autodistruzione simbolica, e non solo, che ha a che fare con questa rottura, con questa continua frammentazione. Infatti, diciamo, l'ultimo spunto per me, che è stato sempre illuminante, è intorno agli anni 2000. C'è tutto questo discorso di suono, il paesaggio sonoro, eccetera, eccetera, ma abbiamo una personalità che tra l'altro è morto a 103 anni, Gino Dorfles, grandissimo, noi diciamo storico dell'arte, ma sapete era anche diplomatico in composizione, un genio sostanzialmente, che è quello che ha indagato profondamente questo discorso della riproduzione, eccetera, perché naturalmente l'autodistruzione di questa autoriproduzione, perché noi poi dobbiamo riprodurre continuamente e riempire di questi oggetti, eccetera, eccetera, di tutti i tipi, a cominciare dalla musica, quindi si accende qualsiasi radio, qualsiasi nel cinema, dappertutto, questa 24 ore su 24, questo riempire, questo continuo riempire lo spazio, che è quello che stiamo vedendo anche col web, perché adesso cominciamo ad avere i primi problemi col web, perché prima abbiamo pensato che era una cosa vuota e quindi la dovevamo riempire. Quando l'abbiamo riempita anche di tanta immondizia, adesso ci accorgiamo, allora la necessità che l'uomo ha è il terrore anche del vuoto, e quindi che può essere ricondotto addirittura, per esempio, alle prime pitture rupestri, cioè che l'uomo ha bisogno di mettere le mani e di rappresentare, di essere presenti a se stesso, perché bisogna che quelle pareti non siano vuote. Noi quando abbiamo qualcosa di vuoto lo dobbiamo sempre riempire, e questo fino a quando ci è possibile. Ma stiamo passando nella riproduzione dall'horror vacui, cioè dall'orrore del vuoto, all'orrore del pieno, perché questa allora la lezione di Benjamin diventa fondamentale per questo, perché ci fa capire che nel tempo tutto quello, con meccanismi che sono sempre più con dinamiche che sono sempre più accelerate, velocissime, ed è legato a questo fatto che stiamo passando a questa situazione in cui ogni spazio deve essere pieno. Per cui io per esempio abito a Marocco, noi avevamo la stradista, come hanno fatto la strada, che viene l'insegnamento di Dorfles, fatto la strada, come hanno fatto le strisce, si fanno le strisce pedonali. Sapete che in una stradina di 50 metri ci sono almeno 50 segnali in Kenya? Cioè lo spazio, in questo caso lo mette per i segnali, per le immagini iconiche, ma semplicemente ogni spazio viene, riempie. Se ci sono 50 segnali, nessuno li guarda più, perché l'horror play a un certo punto porta a una questione, cioè addirittura se il pieno è troppo pieno, non c'è il vuoto necessario perché si coltivi una qualità fondamentale per l'essere umano, che è quella dell'immaginazione. Cioè non c'è più la possibilità di immaginare, e quindi se non c'è la possibilità di immaginare abbiamo un grande problema per creare degli originali. E se non creiamo, questo è un grande problema proprio dei sistemi industriali e anche del capitalismo, cioè se non creiamo dei prodotti, non abbiamo la capacità di
creare dei prodotti originali, gran parte dei quali magari sono anche inutili, ma quei prodotti saranno utili per creare poi degli originali nelle riproduzioni. Quindi anche un sistema che deve riprodurre, se non fa ricerca, se non crea, ma se noi abbiamo un troppo pieno, la stessa immaginazione, cioè non abbiamo più la fame, la sete per poter creare. E questo appartiene alla dinamica umana. Quindi questo rischio, ecco, c'è un'espressione molto bella di Gillo Dorfles, perché lui ha scritto proprio questo testo sull'intervallo perduto, lo chiama, cioè che a un certo punto bisogna diradare, bisogna mettere tra una cosa e l'altra uno spazio vuoto che permetta di pensare, così come per esempio Murray Schafer quando parla del paesaggio sonoro parla distingue il paesaggio sonoro a bassa fedeltà, quando tutti i suoni si mischiano e non c'è mai interruzione, e il paesaggio sonoro ad alta fedeltà. Io paradossalmente abito vicino alla ferrovia, è un paesaggio ad altissima fedeltà, perché passato il treno, dopo c'è un silenzio assoluto. Quindi è il fatto di non riempire, perché il riempire troppo, allora Dorfles, quello che vale per l'arredamento di una casa, vale anche per l'arredamento di una mente. Riuscire a ritagliare degli spazi perché si possa ascoltare l'esperienza che stiamo facendo qua adesso, ritagliare nello spazio della nostra vita di 1 ora, 2 ore per trovarsi, è un'esperienza teatrale in quanto ci siamo fisicamente, ci siamo col corpo, ma è un'esperienza di aprire una porta che diventa sempre più difficile, perché appunto se è sempre tutto pieno diventa difficile e complicato avere questo vuoto necessario, perché bisognerebbe avere l'orrore del pieno. E addirittura c'è un altro grosso studioso, Paul Virilio, che parla dell'università delle catastrofi, nel senso che non la teoria delle catastrofi, ma dice che bisognerebbe studiare e introdurre nei sistemi di produzione, di riproduzione, quindi nei sistemi industriali, nel momento in cui si sta per produrre, c'è una catena di qualsiasi cosa, bisognerebbe mettere il punto di rottura, cioè introdurre il punto di catastrofe. E allora sapere che su scala, come sappiamo, scala esponenziale, nel momento in cui ogni oggetto, ripeto, l'esperienza della plastica dovrebbe insegnarci molto su questo. Sapevamo già che dopo 30 anni saremmo arrivati al 7° continente, al 6° continente, quello che è. Metterlo prima, perché è anche un grosso problema industriale. Il suono, la musica e la riproduzione della musica ha a che fare con tutte queste questioni, come che un po' abbiamo cercato di dire. E c'è l'ultima cosa, che nella musica, da una ventina d'anni a questa parte, si assiste a un fenomeno nell'ambito della riproduzione della musica, dell'industria discografica. L'industria discografica, che sapete, quando si è passati dal vinile al digitale, no Marco, sappiamo bene, non ha fatto altro che campare solo di copiare tutti i dischi che avevano, sono andati avanti per 10-20 anni a fare solo CD, dopodiché nessuno più accettava il CD, cioè ascoltare il CD perché poi arriva il file, eccetera, eccetera. Però quello che io vedo è successo solo nella riproduzione della musica, cioè il ritorno del vinile, ma non in termini di nicchia, in termini proprio anche di scala industriale, perché è quasi il 50% adesso della vendita di dischi che è crollata quasi completamente. Cioè, per la prima volta un sistema industriale in qualche modo è come se tornasse su se stesso e ricalibrasse, è come per dire che per esempio il cinema tornasse alla pellicola, è come dire che la fotografia tornasse alla pellicola, capite? Questo non avviene in questi sistemi. Nella musica questo è accaduto. Secondo me è legato proprio a questa profondità, perché il discorso del vinile ha una informazione che rispetto al digitale, per esempio, è quasi ineguagliabile, insomma, no Marco? È trascurabile, quindi è una possibilità di avere la qualità dell'ascolto, ed è la prima volta che su scala industriale, perché a livello di nicchia è chiaro che ci siano sempre le 5, 10, 50 persone nel mondo che si occupano di tecnologie di disuse, non c'è dubbio, ma in questo caso ha una scala abbastanza importante. Quindi ecco, io non so se diciamo sono tutta una serie di elementi che per me è stata l'occasione, grazie a Michele per realizzare questo incontro, per creare un percorso di
sensibilizzazione sul fatto del suono e in un certo senso anche di orientamento, perché mi aveva colpito il fatto quando Michele ha presentato con un piccolo video che aveva fatto, dice siamo tutti disorientati, cioè quello che in realtà questa vertigine che abbiamo intorno è un grande fenomeno di specchiamento, dove la nostra immagine viene specchiata continuamente. Il suono può essere, e la musica, può essere, se riportata al suono, perché sì, adesso sempre la cosa importante che è avvenuta in tutto questo processo, in tutto questo, è che noi pensavamo, per esempio anche per i compositori, la musica veniva pensata per note, invece in realtà la musica è pensata per il suono. Ma le note cosa sono? Sono solo degli abiti, diceva Scelsi, cioè che coprono il suono. Il suono è ciò che sta dentro. E le note è la scrittura della musica. La partitura, vuol dire io non so niente di musica perché non conosco la scrittura della musica. Vuol dire un compositore, sì, c'è la scrittura della musica, ma quella è la partitura, non è la musica. È la prima riproduzione della musica, dell'idea della musica. E come poterlo fare, tutte le istruzioni, ma c'è musica nel momento in cui quella partitura, quei segni trovano una loro identità e quindi anche una loro poi interpretazione, cioè può essere fatta in 100 modi possibili, eccetera eccetera. Quindi la musica chiede ascolto, possiamo sentire tutta la musica che ci sta intorno e non ne diamo attenzione, possiamo stare anche ma nel momento in cui decidiamo di ascoltare, però bisogna anche che abbiamo questa disponibilità, cosa che non è sempre possibile. Quindi c'è bisogno di un livello di attenzione e culturalmente, ecco, dov'è che andiamo? Andiamo verso il fatto che si dice ci dobbiamo ascoltare di più, ma perché dobbiamo rimettere di più l'orecchio al centro. La grande perdita è la perdita dell'orecchio, dello strumento quindi per poter ascoltare, e l'orecchio può ascoltare nel momento in cui ci sono condizioni tra virgolette di alta fedeltà, cioè io ho la possibilità di ascoltare questa sirena, gli do attenzione e quindi misuro lo spazio lontano, cioè ne faccio un'esperienza sonora, e la musica deve tornare ad essere più che esperienza culturale, cosa importante, conosciamo la storia, gli eventi storici, tutti i riferimenti eccetera, ma come cultura, così, una cultura che ormai come dire, lascia poco senso per la nostra società. Lo aveva per la società in cui era stata prodotta, perché si andava a teatro non tanto solo per andare a teatro, si andava a teatro perché in realtà era l'unico luogo dove si poteva ascoltare. Ok? Io posso chiederti una cosa? Sì. Però tu dovresti dirla in 5 minuti. La cosa si chiama Gigi Nono. No? Certo, Gigi Nono è... Perché io l'ho sentita in tutta la tua... Bravo, tragedia dell'ascolto. Dilla. Il Prometeo è la tragedia dell'ascolto. È l'opera fatta nell'84 a San Lorenzo, a Venezia, importante, una non opera tra l'altro, perché non c'era niente in scena, c'è solo la musica su testi di Massimo Cacciari, dovevano esserci delle immagini di vedova che poi di tutta l'elaborazione non ci sono state solo delle ombre, delle luci. Ma che cos'è questa tragedia dell'ascolto? Questa tragedia dell'ascolto è una tragedia che rimanda al mito di Prometeo del Dran, come si direbbe, cioè dell'istante, perché la musica vive nel tempo, è l'arte che vive nel tempo. Allora può scorrere, ma il dramma sta nel fatto, in un punto solo, che se tu hai anche un solo suono, in quel suono ci può essere tutta la musica del mondo. La questione sta se noi siamo in grado di ascoltarla. Ecco perché è una tragedia. Cioè la tragedia di poter ascoltare in un evento, in un suono, avere una capacità di ascolto tale, e quindi in questo caso è sì prometeica, cioè porta la luce, porta la conoscenza, perché apre un mondo attraverso l'ascolto. Non ho questa grande questione a posto, cioè la questione che è, ripeto, antropologica, e lo diceva 40 anni fa, 84, 42 anni fa, l'opera ha avuto una decina d'anni di elaborazione, quindi dalla metà degli anni, tutta la musica di Nono, quindi noi abbiamo
questa gran proposito del riferimento, cioè Venezia naturalmente è un luogo, chissà come, per questa magia di acqua e terra, dove sono accadute e accadono delle cose incredibili. In questo caso questo rende Nono non solo grande, universale, cioè non è solo uno dei grandi, è uno che ha posto una questione fondamentale di conoscenze, di trasformazione degli esseri umani attraverso l'ascolto, riportando la musica all'ascolto. Quindi la musica di Nono, noi possiamo, io ci ho scritto anche un libro, si scrivono tutti i testi, tutto, possiamo scrivere, possiamo parlarne quanto ne vogliamo, ma la questione è ascoltarla, perché alla fine bisogna sempre tornare all'esperienza dell'ascolto. Cioè la musica bisognerebbe ascoltarla senza sapere niente prima, anzi lui addirittura voleva che i musicisti fossero alle spalle, che fossero su questi piani distinti, poi c'è tutto quello che rappresenta un'elaborazione anche mentale, prima che cerebrale, proprio mentale, cioè di mente, che teneva insieme quindi lo spazio sferico, l'idea che il suono si muove nello spazio, tu lo metti da una parte e lo ascolti da un'altra, e quindi con dei punti, ecco, come io ho potuto localizzare la sirena, ho avuto un'esperienza di ascolto attivo in questo caso, perché gli ho dato dignità, non era un rumore, io ho posto l'attenzione, è diventato un suono. Quindi tutto ciò su cui noi mettiamo attenzione è un suono, cioè qualcosa che ci può nutrire perché diventa una nostra esperienza. E in fondo l'essere umano è questo che lo caratterizza e lo nutre anche cerebralmente, perché noi siamo, ed è questo che ci dovrebbe ricordare più spesso, come Steiner ci dice, noi siamo la specie che ha una massa cerebrale più pesante rispetto al corpo umano. La specie, solo gli elefanti sono un po' vicini a noi. Questo significa che noi, attraverso l'azione cognitiva, quindi anche quel concetto di educazione che noi abbiamo nelle scuole, educazione fisica, noi la vediamo come ginnastica, cioè ginnastica del corpo. No, se io prendo un oggetto in mano, prendo questo oggetto con tutta la mano, io sviluppo migliaia di sinapsi. Se io schiaccio solo digitale, il digitale è una riduzione, un effetto riduttivo. Se io schiaccio solo il dito, potrò sviluppare solo lo zoccolo del cavallo. Capite? Cioè non è solo l'azione muscolare, è l'azione cognitiva. Questa è l'esperienza dell'ascolto. Quindi la musica, prima di tutto, come diceva Nono, è un concetto mentale, cioè riguarda la nostra cognizione, che è la nostra conoscenza, laddove anche il cervello è una parte, perché in realtà la quarta via è la mente, e la mente non è solo il cervello. Il cervello è lo strumento che ci permette di accedere, ci permette di elaborare, come i nostri sensi ci permettono di captare i segnali, ma dopo questi segnali diventano emozioni, cioè emos azioni, cioè entrano nella circolazione del sangue, emos col sangue, circolano all'interno delle cellule e sviluppano quelle che sono le emozioni. È che non sappiamo più usare i sensi. E quindi sviluppare i sensi. Abbiamo dimenticato che esistono. No, non è che abbiamo dimenticato. Non sappiamo più usare. E va fatto nelle fasi giuste, cioè ecco il discorso della formazione delle scuole. Diventa fondamentale, perché se certe esperienze, le esperienze sensibili, i tre corpi, di stare qui, dovreste dire Anna, la prossima lezione si fa tutto sui tre corpi, corpo animico, corpo spirituale, eccetera, che siamo tutte cose di fantasia, sono tutte realtà e vanno fatte come per un albero. È inutile che io voglio dall'alberello di olivo che dal primo anno mi deve fare le olive, poi è un albero che dopo 10 anni è morto. Invece in Puglia noi abbiamo gli alberi di 300 o 400 anni, perché per fare le olive ci mettono 20 anni e ci vuole quel tempo. Allora torniamo che l'orecchio, il suono, e il caso di Nono, Michele, pone la questione del tempo, in questo caso dell'istante. Addirittura tutto può stare, o lo capti e sai sempre che è tragico, perché non riuscirai in quanto essere umano a trattenere tutto, ma devi cercare di trattenere il più possibile, cioè ti devi
Qui l'altro esempio che utilizzo sempre, la musica si dovrebbe ascoltare come un'antenna parabolare, per questo l'orecchio ha questo vestibolo. La differenza tra l'antenna lineare, che prende solo un canale alla volta, e l'antenna parabolare, cioè farsi parabole, e quindi una dimensione curva che permette di catturare, di prendere, ma quello catturare non serve per trattenere, cioè per apprendere, per prendere quello che serve, perché noi poi sviluppiamo anche, e sviluppiamo quella parte del nostro cervello a cui siamo destinati, perché non c'è niente da fare. Se noi come specie non ci estinguiamo da soli, noi siamo destinati ad avere un testone enorme, perché il nostro strumento è il pensiero, la musica è pensiero. Questo dice no. La musica è Io pensiero. potevo farmi un'altra domanda, La musica non è suono. ma avrebbe parlato un'altra ora. La musica non è suono, la musica è pensiero che si serve del suono per essere La domanda era anche quella con lui, che rapporto c'è tra la musica e la pittura, perché lui fa anche quadri, ma non te l'ho fatta, per la prossima volta. Carlo? Sì, per la scuola, in quel momento di quei pochi anni, se siamo fortunati, passiamo tutti per una fase di fare musica. Dopo finisce tutto e si pone un problema di democrazia vera, cioè quelli che possono fare l'esperienza di musica sono pochissimi rispetto agli altri che sono privati di questa possibilità. No, quanti l'hanno sentito nelle scuole nella Chiesa San Lorenzo, quanti l'hanno potuto sentire e a che costo tra l'altro, e quanti non lo possono sentire. Tra l'altro c'è una musica che è irriproducibile nella strumentazione classica, perché è come io ho sentito Sirius di Stockhausen, che ero in centro alla Fenice, 12 canali musicali, 4 strumenti, è irriproducibile tecnicamente, ma è un'esperienza elitaria, tantissimo io, 300 persone, tutti gli altri non lo possono fare, e si pone pure un sottoproblema della qualità anche degli strumenti di produzione, che sta degradando clamorosamente secondo me. No, ma il problema della democrazia. E c'è un problema che ascoltare l'orecchio è pericoloso. Perché l'altra cosa che io facevo sempre con i miei studenti, dico, ragazzi, prendiamoci la parentesi razzista, tra virgolette. Dico a proposito una cosa che sai ieri. Ieri ero con Serena Nono, che non riesce a scendere, era con loro e si commentava l'esecuzione del frammento del Prometeo, fatta a novembre l'altro anno, è stata una cosa meravigliosa, dicendo che l'unico aspetto così triste di quell'esecuzione era la mancanza di Luigi Nono, che finalmente avrebbe potuto ascoltare il Prometeo che lui aveva in testa, perché il Prometeo era un progetto estremamente complesso, estremamente sofisticato, che richiedeva una tecnologia che neanche l'anno precedente c'era, che solo quest'anno io, Frammento del Prometeo, è stata la prima esecuzione assoluta del Prometeo. Però era unica però, cioè era praticabile, impossibile per la popolazione. Però focalizzando quel discorso di democrazia, cioè ascoltare per i sistemi è un grande problema, diciamo, di democrazia, di opportunità, perché non c'è dubbio che l'ascolto rende più consapevoli. Ecco la mia parentesi razzista con i miei allievi, usavo questo termine per avere la loro attenzione. Ma non c'è dubbio, ragazzi, fate musica perché siete più intelligenti. Se torniamo all'aspetto cognitivo, cioè il suono, l'esperienza col suono e del farla, quell'esperienza quindi è un problema di democrazia perché toglie opportunità. E toglie opportunità perché in realtà, e questo è un po' il fatto che noi abbiamo solo musica appunto buttata nell'ambito della riproduzione, no? La musica che è pensiero, che porta a pensare, sviluppa cognitivamente, cioè ci fa crescere mentalmente, è un nutrimento, cioè come noi ci nutriamo, a proposito dei piselli o delle cose, come cerchiamo la qualità in ciò che ci deve alimentare, noi dovremmo cercare la qualità non in termini, proprio in termini nutritivi, cognitivi, perché questa parola cultura ci ha fregato troppe volte purtroppo, capite? Perché serve ecco quel discorso di separare. Invece il suono è tutto ciò che viene sempre unito, perché del suono veramente non si butta mai via niente, cioè pure il suono del chip, del computer può essere
qualsiasi cosa, se è tutto in funzione di un pensiero, è il pensiero che si fa suono. E questo non è solo l'esperienza cerebrale, se noi andiamo nella cultura tibetana, questo è, per andare un po' dall'altra parte, nella cultura cinese, cioè l'importanza dell'armonia, della musica, se lì addirittura il sistema di governo è pensato secondo le regole armoniche. La chiesa di San Francesco della Vigna a Venezia, grazie a Francesco Zorzi, 1500, Armonia Mundi, è costruita tutti sugli intervalli musicali. Ogni passo che metti è come se tu stessi schiacciando un tasto. Cioè era questo tipo di cognizione che diventa anche poi architettura, che diventa spazio, però è tutto pensiero. E quindi il discorso della democrazia, delle opportunità, dei diritti e quindi dei diritti, e quindi dovrebbe essere nei diritti dell'uomo, dovrebbe essere inserito la possibilità di, non a caso, la cultura tedesca, la cultura nordica, da dove che viene la forza anche dal fatto che tutti quanti hanno un sistema musicale e fanno musica, per il diletto di fare musica, in questi termini qua, nutrimento, cioè la musica è una grande forma di nutrimento dello spirito. Qui